Queste navi non solo inquinano troppo, non solo spostano troppa sedime dai fondali, non solo impattano troppo sulla struttura costruita della città, ma anche che non sono sicure, che non sono in grado di essere controllate in caso di avaria, e l'avaria succede. Quindi queste navi non si può continuare a giocare alla roulette russa con la nostra città, con le nostre case, con le nostre vite. Queste navi devono essere allontanate dalla laguna subito. Bettina oggi qui per dire no alle grandi navi. Intanto un no è arrivato dal ministro Toninelli per quanto riguarda Marghera. Lei come commenta? È un no ragionevole, perché i progetti che abbiamo adesso implicherebbero comunque scavare i canali, quindi devastare ancor più la laguna, far transitare le navi a fianco di rive dove lavora la gente, con impianti pericolosi, con cicli produttivi delicati, e sottraendo spazio alla possibilità di sviluppare l'industria, invece che portare anche a Porto Marghera la monocultura turistica. Quindi è un no ragionevole quello dato a Porto Marghera. Avremmo piacere che le decisioni progettuali sulle cose che riguardano il nostro territorio fossero prese da gente del nostro territorio. Per 1100 anni la Repubblica di Venezia e i nostri padri hanno retto bene la laguna, da un po' di tempo viene retta da Roma ed è un problema ogni giorno. L'ultimo l'abbiamo visto la settimana scorsa. Quindi no grandi navi, con giudizio, salvaguardando gli interessi del territorio in generale, però la cosa non può essere fatta da uno che non conosce neanche la geografia del posto.